Allora, prima penso c'ho buona Cicillo mio, abbiamo citato chi? Salvatore Architravo, Sì. al quale chiediamo cosa? Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Marte. Allora, noi prima abbiamo ascoltato un pezzo meraviglioso di Murolo, che però non ricordo precisamente, so solo il nome Cicillo mio. Penso c'ho buona Cicillo mio. Pienso c'ho buono, il sottotitolo era Cicillo Ecco. mio. Dimmi una cosa, ma è lo stesso che ha scritto il capolavoro che tuo nonno ha cantato, no? Indifferentemente. Salvatore Mazzocco, sì. Ok, allora ho detto bene. Vedi? È di De Giuseppe Mazzocco del 1957 e il primo interprete è stato Sergio Bruni. Ah, Ecco. non Roberto Murolo. No, Ah, e quindi ti è piaciuta, che dice più o meno la stessa cosa, no? È contemporanea, credo, sì, quello è. allora ti è piaciuta? Cerca un momento, non ti preoccupare, ti diamo il tempo, perché poi non è che sei un Certo. computer, comunque. No, che poi immagino le date, insomma, già è tantissimo. Senti Salvatore, ho visto che hai spostato giustamente il tributo a Mirna Doris, che ieri ha compiuto 80 anni. Esatto. La La grande Mirna. signora Mirna. Quando lo fai il tributo, che voglio esserci? Allora, il tributo è stato spostato all'11 ottobre, sempre alle 6 l'inaugurazione della Sì, targa commemorativa, Sì? e alle 19 ci sarà la proiezione di questo mio piccolo lavoro, questo mio piccolo documentario voluto proprio dalla signora Mirna. Lo so. Quindi purtroppo non siamo riusciti a completarlo insieme, però spero di completare questo suo piccolo desiderio. Dobbiamo credere che ci guardino, per cui Sì, sanno sì, tutto. Salvatore ha perso la mamma qualche mese fa, lo voglio dire, ecco. per cui sappiamo insieme, io e lui, che loro ci sono, le persone che abbiamo perso. Oh no, Salvatore? Sono sempre, vivranno sempre finché noi viviamo. Quindi vabbè, continuiamo a canzone è meglio. Guarda, si bella Salvatore. Allora, senti, è lo stesso periodo, più o meno? Allora, ti è piaciuta? No, perché mo mi hai offuscato i pensieri con queste cose. Scusa, ma io faccio un lavoro su me e voglio farlo con te, perché so quanto è difficile, allora dobbiamo cominciare a parlarne. Senti, cercala, dai, con calma. Perché ragione. io sapevo il bel Cicillo, forse sono chi che mi sono sbagliato. No. Allora, ascolta, siccome la canzone di Pienso c'ho buono Cicillo mio, no, fa riferimento a un mellone, alla prova. Un melone asciutto anche, con chi da esatto. Così, per curiosità, volevamo sapere se erano nate nello stesso periodo. Ti è piaciuto? Tiena della gara, ta puntasta sull'altare. Hai capito? Se era lo stesso, ma non è una cosa indispensabile, non ti preoccupare. Allora, eccola qua. Vai, Tutto allora. live. Di Capillo Rendine, che Rendine è un altro grandissimo autore della nostra canzone, ed è del 1955. Aia, quindi prima ti è piaciuta e poi penso c'ho buona Cicillo mio. E il primo interprete fu Franco Ricci, e poi successivamente ripresa da Carosone. Che ovviamente, ricordiamolo sempre, Carosone è stato un innovatore, perché prese questa canzone che probabilmente era cantata all'antica e ci aggiunse il suo swing. Ecco. Dico bene? Come ha fatto per tantissime altre canzoni. Esatto. Anche per La barca tornasola proprio di Franco Ricci. Esatto, la trasformò in una canzone moderna, perché Carosone all'epoca era un po' come Achille Lauro oggi. Ecco, va Pensa bene. Vabbè, parallelismi proprio. No, ma sono in un momento stuppato. Ho sentito il vuoto dall'altra parte. No, ma volevo dire sull'effetto sulla gente. Ogni epoca il suo innovatore, come Renato Zero è stato anche lui. Esatto. Che ha travolto, quindi vabbè, Salvatore, ti voglio bene, ciao, un bacio. Grazie Saluto a voi, nonno, un abbraccio ciao. a tutti, buona Saluto giornata. mio nonno, ciao, sta sempre in due cori nostri.